Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Di nuovo con noi Alessandra Mori con Pop Economia e Rumore. A te la linea, Alessandra. Grazie Natalia. Esattamente le 16:03 ed è Respect, un grintoso brano della splendida Aretha Franklin. Seguiteci cari amiche e amici di Radio Libertà sulla Radio DAB, su radiolibertà.net, sulla pagina Facebook, YouTube, dove e come volete. Noi, lo sapete ormai, siamo sempre dalla vostra parte, cari ascoltatori. Raccontiamo la pop economia, la vita vera e sempre siamo dalla parte di chi lavora e mi riferisco alle imprese, ai lavoratori, agli operai. La domanda di oggi è: Stellantis, da che parte sta? Da che parte sta la ex e fu amatissima Fiat dei giorni radiosi? Sta rispettando, per tornare al tema della puntata Respect, i suoi lavoratori e quali sono le implicazioni sull'economia reale? Mi piace oggi con voi riannodare un filo che avevo cominciato a percorrere nella scorsa stagione ed è il filo che abbiamo interrotto dopo il maremoto, o meglio, mi viene da dire una battuta oggi, il maremoto, sì, proprio maremoto, perché si parla di moto o mare auto, dei mesi scorsi. Abbiamo trattato la vicenda, lo ricorderete, del prima e post Tavares, l'ex AD di Stellantis, il portoghese, passo passo con le voci qui in diretta degli operai, dei sindacati, fino all'arrivo a giugno scorso del nuovo amministratore delegato, l'italiano campano Antonio Filosa. Mai un cognome fu più appropriato, perché Filosa sta cercando proprio in questi giorni, proprio in queste ore, di riannodare, di ricostruire quel filo che si è spezzato proprio con la base. Oggi è negli stabilimenti di Melfi a Potenza, ieri ha incontrato i sindacati a Mirafiori e una presenza per noi costante, preziosa. Ci ha aiutato a capire davvero come stavano e come stanno andando, ci aiuterà anche oggi, le cose in campo Stellantis, e lui è il segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera. So che è collegato. Come sta Antonio? Salve, buonasera a tutti, grazie a lei dell'invito. Ben ritrovato. Aiutatemi a cambiare le regole UE per rilanciare la produzione e poi ci saranno 400 assunzioni a Torino, mentre trema lo stabilimento di Cassino. Ha detto proprio così ieri, lei era presente, lo so. Antonio Filosa, come è andato questo incontro? Ce lo può raccontare? Ma innanzitutto parto dalle premesse che sono state fatte dall'amministratore delegato anche a microfoni spenti, dove ecco, le sentiamole, ci dica tutto. L'incontro di ieri innanzitutto è stato l'incontro dove per la prima volta è stato fatto con il sindacato italiano, perché lui ha voluto incontrare per primi i sindacati italiani in Europa. In America comunque ha incontrato anche già i sindacati americani, perché come sapete bene c'è una partita molto più grossa rispetto a quello dell'Italia, e quindi per quanto riguarda l'Europa ha voluto incontrare per prima i sindacati italiani, quindi questo diciamo che è stato anche un buon auspicio. Però è chiaro che comunque quello che lui ha chiesto, ma che stanno chiedendo un po' anche i dirigenti che sono sotto di lui, di cercare di
creare fronte comune, un qualche cosa che vada in Europa a dire basta, non ne possiamo più. Perché se negli Stati Uniti è stato annunciato un investimento di 13 miliardi, è evidente che negli Stati Uniti non ci sono restrizioni per quanto riguarda il discorso delle produzioni, quindi chi è che riesce a produrre, chi è che riesce a vendere, negli Stati Uniti può produrre e può vendere qualsiasi prodotto, l'importante insomma che investa in quel paese, mentre noi purtroppo abbiamo delle restrizioni importanti per quanto riguarda l'Europa, che negli anni passati sappiamo bene quale parte politica ha contribuito a spingere l'auto europea verso il precipizio, favorendo il mercato asiatico. È chiaro che se non si interviene in Europa noi potremmo dire addio a tutta quanta la filiera dell'automotive. È impensabile. Voi che cosa avete detto, segretario, a Filosa ieri? Perché c'è un vero maremoto o mal d'auto, come dicevo prima, a Cassino, no? A Cassino, uno dei poli in provincia di Frosinone importantissimo. Si era anche paventato un discorso molto duro a Cassino, cioè lo stabilimento si diceva non ci sarà più, queste erano le ultime notizie, però poi la notizia è rimbalzata molto e pare che invece le acque si erano calmate e invece proprio pochi minuti fa stop produttivo proprio dopo l'incontro con Filosa. Come stanno le cose lì? Ma guardi, la questione dell'automotive in Italia la conosciamo tutti molto bene, siamo in una condizione di produzione molto molto bassa come anche tutti quanti gli altri paesi europei. Se non si riesce a cambiare questa normativa sarà veramente complicato. Partendo dallo stabilimento di Cassino, è vero che c'erano delle voci di corridoio che mai nessuno ha smentito, ma mai nessuno ha confermato sullo stabilimento di Cassino, però per gli addetti ai lavori che insomma hanno dei rapporti, non dico quotidianamente, ma comunque si interfacciano perché noi abbiamo sottoscritto degli accordi e crediamo di portarli avanti quegli accordi sottoscritti con Stellantis, perché se noi da oltre un anno abbiamo ribadito più volte al vecchio amministratore delegato Tavares di investire sull'ibrido, dopo tanto tempo. E ne abbiamo parlato molte volte ci siamo con lei. Riusciti. Sì. Siamo riusciti perché abbiamo battuto su quella roba, perché sapevamo che l'elettrico era un qualche cosa di improponibile, girando i tempi che avevano proposto, erano stati stabiliti dalla Commissione europea, e quindi bisognava trovare un periodo di transizione, di creare le condizioni di produrre vetture con motori a bassa emissione, con i motori ibridi, come abbiamo anche ribadito ieri. Io ho ribadito personalmente che noi purtroppo con delle scelte scellerate del vecchio management di Stellantis abbiamo lasciato per strada un mercato importante che era quello del GPL e quello del metano, dove altri costruttori, altre case automobilistiche come Renault, come Dacia, come Kia, come DR hanno recuperato una quota di mercato importante e continuano a vendere macchine a GPL, mentre Stellantis ha deciso praticamente con il vecchio management di non produrre più quei motori, non producendo più quei motori che venivano prodotti nello stabilimento di Termoli, dove Termoli doveva essere impiantato un impianto della Gigafactory per la produzione di batterie, che in questo momento si è fermato. Non hanno avuto più una missione produttiva per quanto riguarda i motori, e questo è andato anche a impattare anche negli stabilimenti di carrozzeria, perché se Termoli avrebbe continuato a produrre motori GPL, che erano motori che produceva di un certo livello, sicuramente le carrozzerie italiane, tra cui Mirafiori, tra cui Cassino e tra cui lo stabilimento di Pomigliano, avrebbero potuto avere una vettura di max market che praticamente avrebbero potuto compensare quote di mercato. Questo purtroppo non è avvenuto, però ieri ci è stato annunciato, perché abbiamo ribadito, perché la preoccupazione ieri ci siamo focalizzati su due stabilimenti, uno era Cassino e l'altro è Termoli, e quindi su Cassino che loro hanno confermato questa Multi Energy, che è una piattaforma che praticamente dove saranno tutte quante le vetture che verranno prodotte nello stabilimento di Cassino, avranno
la doppia versione che sarà anche ibridizzata, quindi questo è qualcosa di importante, dove vi abbiamo detto che naturalmente c'è anche da rivedere parte del piano, perché noi crediamo che vanno rafforzati stabilimenti, tra cui lo stabilimento di Cassino, uno stabilimento che va rafforzato con nuove assegnazioni, e la risposta è stata: noi siamo pronti, in questo momento confermiamo il piano Italia. Abbiamo portato nuovi prodotti da aggiungere alle piattaforme nei vari stabilimenti, e naturalmente noi crediamo che se voi ci date una mano a cambiare, a tentare di cambiare le regole in Europa, sicuramente noi potremo modificare anche il piano Italia di aggiungere altre motorizzazioni, altre vetture nei vari stabilimenti. Ecco, segretario, con Tavares, l'abbiamo detto molte volte con lei, i rapporti sono stati davvero a dir poco terribili, no? Anche nei colloqui che voi avete avuto, insomma, a livello sindacale. Filosa, come lo vede? Lei ci crede? Sta davvero cercando di aprirsi? Lui è italiano, come ho detto in apertura, è campano, e di riannodare quel dialogo? Lei vede questo effetto iniziale in questo nuovo AD? Ma non solo io vedo che sia una persona capace, lui è una persona che orbita nel mondo Fiat da anni, prima Fiat, poi FCA, oggi Stellantis, e credo che sia una persona capace anche perché, come tutti stiamo notando, anche gli equilibri all'interno della gestione di Stellantis, del management mondiale, non soltanto italiano e europeo, ci sono stati dei cambiamenti importanti dove sono tornati ingegneri che hanno un bagaglio, che vengono dalla vecchia scuola di Fiat, ma che stavano anche nella gestione di Marchionne, che hanno dato un grosso contributo alle aziende, alle fabbriche italiane, anche ai prodotti, che si sono messi un'altra volta in discussione, e quindi anche l'attuale dirigenza, come qualcuno dice in Francia, sembra che questa cosa sia un pochettino, dato fastidio a qualcuno, che storce il naso. Ha dato fastidio a qualcuno, insomma l'italianità ci sta giovando un po'. Praticamente ad avere quasi la totalità della gestione di Stellantis. Probabilmente sono 9 dirigenti su 14, una roba del genere, ma che comunque occupano tutti quanti ruoli molto importanti. Io credo che comunque sono persone che hanno fatto tanto per questa azienda nel passato, e credo che comunque questa potrebbe essere la svolta. L'unica cosa che bisogna fare è cambiare immediatamente le regole in Europa. Ci sono le condizioni. Le regole in Europa, e questo non è un solo punto in Italia, focale. ma anche in Europa. Anche in Europa. Ecco, vorrei che lei, con la sua nota onestà intellettuale e professionale, mi commentasse questi dati. Li vedremo tra poco con Nino Sunseri, dopo di lei, esperto della materia, giornalista di Panorama e La Verità, con il quale esamineremo un po' il tutto. Sul tracollo Stellantis c'è un dossier, nei giorni scorsi è stato pubblicato, pesa molto, crisi del gruppo, dossier. 9.656 sono i posti persi. Questa è un'indagine del centro studi della FIOM CGIL, pensi un po', lei lo saprà, e si chiama La grande fuga dall'Italia. Posti persi in 4 anni, 9.656. Landini, in tutto questo che parte ha avuto? Perché parliamo di FIOM CGIL, ecco, glielo dico per prima di commentare il dato che lei ha fornito, io faccio ancora un passo indietro. Probabilmente se oggi stiamo a discutere di Stellantis, prima FCA e ancora prima di Fiat, probabilmente non si deve al sindacato che si chiama FIOM, ma si deve a chi è che ha sostenuto degli accordi con l'era Marchionne nel 2010, partendo dallo stabilimento di Pomigliano e Mirafiori. Sapete bene che oggi noi abbiamo una compagine sindacale che comunque non è firmataria di contratto all'interno di Stellantis, poi è chiaro, ognuno la può dire come meglio gli viene, ma noi non solo ci abbiamo messo la faccia, ma abbiamo fatto degli accordi. Perché è molto bello dire che praticamente a me questa cosa non mi piace, questa è brutta e questa non va fatta. I 9.656 posti di lavoro che lei ha detto che sono persi negli ultimi 9 anni, se ho sentito bene. 9.656, dato aggiornato ad oggi. Non sono frutti di licenziamento.
a differenza di tante case automobilistiche che hanno aperto la procedura di licenziamento. Nonostante le difficoltà dell'automotive, si sono fatti degli accordi non sottoscritti dalla firma CGIL sulle fuoriuscite su base volontaria. C'era un incentivo da parte del gruppo che metteva a disposizione per chi è che voleva uscire dallo stabilimento, in base all'età. E più era alta l'età, praticamente più tu prendevi un incentivo per uscire che ti poteva di fare in modo che ti potesse accompagnare alla pensione. Ma guardi, questo tipo di accordo, purtroppo molte persone non lo sanno. Questo tipo di accordo l'abbiamo sottoscritto anche in Marelli. È stato sottoscritto anche dalla firma CGIL. L'abbiamo sottoscritto Chi ci ascolta lo sa. Anche alla Bosch di Bari. È stato sottoscritto anche dalla firma CGIL. L'abbiamo sottoscritto anche in CNH Industrial, che praticamente fa parte del CCSE, del contratto che non ha firmato Fiat, è stato sottoscritto anche dalla firma CGIL. Quindi poi bisogna spiegare bene le cose, perché poi ci sono anche delle vedute politiche. Io penso che poi probabilmente qualcuno ha perso anche l'orientamento, ha perso anche la bussola. Probabilmente il sindacato serve o potrebbe servire per altri scopi. Io credo che il sindacato debba fare il sindacato, la politica è un'altra cosa. Bene, qualcuno ha perso la bussola è una frase che non è molto sibillina, è a metà, insomma, tra il provocatorio e il diretto, e chi vuol capire capisca. Ho interpretato bene, segretario Sfera? Ogni riferimento è puramente casuale. Gli accordi sono gli stessi. Sono i stessi firmati a Bari nella Bosch, sono quelli firmati nel gruppo Marelli, sono quelli che si firmano in tante aziende che sono in difficoltà. In questo momento che l'automotive è praticamente in ginocchio, un'azienda che non fa licenziamenti e che mantiene ancora tutti quanti i lavoratori, e io penso che comunque nonostante che negli anni passati ho usufruito di quello che ho usufruito, però alla fine insomma non è che rispetto a quello che si è creato in Europa, di quelli della parte politica anche italiana che hanno spinto per andare in quella direzione, penso che la colpa insomma bisogna darla anche ad altri. Poi chiaro, sicuramente l'azienda avrà anche le sue colpe per le scelte fatte che praticamente non erano scelte punterate rispetto alle produzioni, questo è fuori discussione. Lo abbiamo commentato molte volte nella scorsa stagione con lei, scelte a volte anche abbastanza sciagurate. Allora, la ringrazio per la chiarezza, la ringrazio per le informazioni, la invito a tornare quanto prima anche con la voce dei lavoratori, così esattamente come abbiamo fatto le volte precedenti, se vorrà. È presenza preziosa, l'ho detto, perché ci aiuta a capire dal di dentro le dinamiche. La saluto e le auguro buon pomeriggio. Grazie a lei dell'invito e buon pomeriggio a tutti. Grazie. E allora si prepari Nino Sunzeri, so che sta scaldando i motori, tanto per rimanere un po' diciamo sullo scherzo e sulla battuta, una battuta sempre ponderata perché stiamo parlando di temi sociali, temi di lavoro davvero molto importanti e scottanti. Tutto questo accade mentre aspettiamo anche Nino Sunzeri della Verità e Panorama per commentare dei dati che ci interessano, interessano tutti noi, anche e soprattutto, come dicevo in apertura, le ripercussioni sulla economia reale. A proposito, Tavares si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, Tavares, l'ex di portoghese di Stellantis, dicendo ma sapete com'è andata, poi lo commenteremo con Nino Sunzeri tra poco. L'industria italiana è davvero molto molto violenta, e vi dico perché, e ha svelato tutti i retroscena. Vi ricordate quella famosissima liquidazione, pesante liquidazione, vaporosa liquidazione che abbiamo commentato con voi tempo fa? Alessandra? Tutto questo mentre dall'Europa arrivano delle notizie, sapete, delle notizie anche un po' irrituali. Per esempio Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, pochi giorni fa ha detto così, a breve, a stretto giro, entro la fine dell'anno ci sarà la revisione del regolamento su standard CO2 e ha aperto a carburanti sintetici e biocarburanti avanzati. Alessandra, scusa se ti interrompo. L'ospite è in linea. Eccomi Natalia, sono qua. L'ospite Abbiamo l'ospite? è in linea, sì. Abbiamo Nino Sunzeri, perché questa è l'ora della verità, nient'altro che la verità, sono le 16:21. Nino, sei in linea? Sì, ciao Alessandra. Io non sento più niente, non so voi se ci siete.
Noi sentiamo tutto perfettamente, anche Eccoci. l'ospite. Allora, io continuo aspettando notizie, se abbiamo l'ospite collegato, perché non sento più. Natalia, Pronto, mi dammi, senti? ragguagliami un po' tu. Allora, dicevo così, la Presidente della Commissione europea scrive ai capi di Stato e di Governo in vista del vertice europeo del 3 ottobre, dice le nostre politiche hanno aiutato la Cina ad emergere nel settore delle tecnologie verdi. E Alessandra, che cosa scusa se significa ti questo? interrompo. È un po' un andare controcorrente, tant'è che oggi la verità non l'ha toccata molto, molto piano, perché il titolo che campeggia è l'Europa ha lavorato per la Cina, cioè praticamente Ursula ha ammesso che l'Europa ha lavorato per dare aria, per dare ossigeno alla Cina in questo campo. Abbiamo notizie, Natalia? Sì, Alessandra, Pronto? noi ti sentiamo, l'ospite è Non in linea. abbiamo notizie. Allora, Pronto? continuiamo, diciamo, sulle Pronto? rassicurazioni date da Ursula von der Leyen. E che cosa succede anche nell'ambito dell'economia reale? Vediamo un po' noi come possiamo essere messi dopo che tutti questi posti, 9.600 oltre più di lavoro, sono stati persi in 4 anni. Oggi ci sono delle notizie anche sulla natalità. Sapete, la natalità è molto scarsa in Italia. L'Istat ci dice che siamo ai minimi storici. Nel 2024 in Italia ci sono meno di 370.000 nati. Ecco, allora diciamo un po' il rapporto tra questi pochi nati che sono in Italia e l'economia reale e l'automotive e tutto lo sviluppo dell'industria, quale per esempio potrebbe essere con le nascite in calo. C'è una relazione su questo? Mi piacerebbe molto commentarlo con voi questo dato e mi piacerebbe anche sapere se Nino Sonseri è in linea. Ma io non ho ragguagli, non sento nulla. E allora cerchiamo anche di vedere Alessandra, se ci mi sono gli senti? ascoltatori in linea, magari qualche ascoltatore che vuole commentare tutto questo. Non sento, non vedo, sono da remoto e quindi cercate un pochino di darmi una bussola, perché come diceva il segretario Stera, l'abbiamo perduta questa bussola. E allora, vediamo un po', le rassicurazioni sull'automotive sono state queste, ma perché adesso l'Europa fa questo passo? Perché sta cercando di fare un passo avanti e uno indietro? Perché Ursula von der Leyen ha dato questi dati sull'automotive e sul fatto che l'Europa ha lavorato per la Cina? Sono sbalorditive queste parole. Le nostre politiche hanno aiutato Pechino nel solare, nelle batterie e nelle auto elettriche. Pochi giorni fa mi è capitato di moderare un convegno con Assoutenti. A proposito, saluto Assoutenti, che è un'associazione importante di categoria, che è stata media partner, la nostra radio, perdonatemi, è stata media partner di questo evento che si è tenuto al Maker Fair a Roma. E è stato un evento importante proprio perché ci sono stati molti relatori importanti sul tema dell'automotive, dell'energia, dell'elettricità. Per esempio in questo convegno è stato l'autorità garante della privacy, è intervenuto il ministro Pichetto Fratin dell'energia e si è parlato proprio di auto elettriche nel panel della mobilità. E beh, insomma lì il discorso si è molto molto infiammato. Adesso rischiamo questa nuova dipendenza? Cioè, adesso che cosa sta succedendo? Torna di nuovo l'elettrico in Scusa campo? Alessandra, È tutta colpa dell'Europa tutto questo? Cioè, che cosa ci ha penalizzato? Perché l'elettrico non ha funzionato? E Ursula perché incredibilmente ha rilanciato e dice bisogna accelerare? Beh, ce l'ha detto molto chiaramente il segretario Spera. Nella crisi dell'auto ha pesato fortemente la crisi dell'auto elettrica, cioè le scelte dell'industria, le scelte dell'automotive, le scelte di Stellantis hanno sicuramente pesato in questo. Ora queste 400 assunzioni a Mirafiori che lo stesso Filosa ha annunciato e le ha annunciate proprio incolpando le regole di Bruxelles. E allora va rivisto questo piano per l'elettricità, va rivisto il piano automotive. Ecco, tutto questo e molto di più. Oggi siamo già, sono le 16:26, siamo a rischio perché siamo già quasi fuori il primo blocco, non abbiamo potuto commentare con Nino Sunseri e allora io spero sempre che ci sia qualche battito di ciglia, non c'è e a questo punto allora devo chiudere la prima parte perché siamo anche quasi fuori e aspettiamo il secondo blocco. È andata così, succede perché siamo in diretta. Ci sentiamo più tardi.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Va ora in onda Rumore. A te la linea, Alessandra. Allora Natalia, chi abbiamo? Nino Sunzeri, David Zebuloni, dammi tu la rotta. Dovremmo avere Eccola. Nino, lo stiamo collegando subito. Benissimo, voglio finire di commentare, oggi c'è un po' di maremoto, mal d'auto, avete mal d'auto? Io da qui da Roma ne ho un po', però noi andiamo dritti, noi proseguiamo perché nulla ci può fermare. E allora tra poco alle 16:30 era previsto, ma con un po' di tempo che è andato oltre, quindi con un pochino di ritardo, avremo David Zebuloni, giornalista, collega di una voce ormai amica di questa trasmissione, di Makor Rishon. Da Israele si collegherà per darci tutte le ultime news sulla fragile tregua. È un argomento che a Rumore trattiamo spessissimo e quindi rimanete con noi perché David è una voce importantissima, ci darà la cronaca, la diretta e con lui commenteremo le ultime news. Sapete che ieri, 20 ottobre, Trump ha detto: se Hamas romperà la tregua sarà annientato, ma questa tregua è sempre più fragile. Oggi ci è messo anche l'emiro del Qatar che ha accusato Israele di violare continuamente il cessate il fuoco. E allora perché questa tregua non regge? Cerchiamo di capirlo tra pochissimo, anche perché ora siamo entrati nella fase 2 del piano Trump, come spiega in una disamina molto attenta oggi l'Imes, e poi tutto quello a corredo che c'è in Italia, il corteo pro-Pal, il sentiment che c'è in primis in Israele e poi in Italia. Cerchiamo di capire e vedere che cosa sta succedendo. Ma intanto, a corredo di tutto ciò che stavamo dicendo col segretario nazionale Spera, vediamo un po' se riesco a ripescare Nino Sunzeri. Natalia, dimmi, Nino si sarà commiatato ormai, conoscendolo? Purtroppo al momento le linee telefoniche non vanno ancora. Non vanno e allora cerchiamo di chiamare David Zebuloni. Intanto io vi do qualche news e commentiamo insieme un ultimo pezzo, un pezzo che è molto importante, che oggi campeggia sul Corriere della Sera a firma di Giuseppe Sarcina, sulla tregua e la fiducia che manca. E allora Donald Trump cerca sponde per il suo piano a Gaza, ma, dice Sarcina, nel Medio Oriente continua a scarseggiare la materia prima fondamentale per costruire un qualsiasi percorso di pace. Cioè, che cosa sta mancando? Sta mancando la fiducia delle parti, di quelle parti che si sono convocate e che hanno cercato di far sì che questa tregua, che questo accordo di pace importantissimo cominciasse a prendere piede. Negli ultimi giorni però
pare, dai rumors, da alcune gole profonde, che poi non tanto sono più profonde perché lo riporta il New York Times, lo riportano tutti i giornali internazionali, negli ultimi giorni non ci sarebbe stato alcun contatto tra Washington e Ramallah, niente di niente. Pensate, neanche una telefonata di routine, ma vi pare normale? Non è normale, perché se si vuole davvero, come dice anche oggi in questo pezzo, che è molto importante perché fa una disamina accurata, se si vuole far sì che ci sia un'alternativa politica ad Hamas, Trump dovrebbe anche cercare di avere dei contatti, però a quanto pare, e questa è la notizia che vorrei che commenterò, se sarà possibile per le linee telefoniche, commentare e capire insieme a Davide Zebuloni, Trump non si fida di Abu Mazen, il quale Abu Mazen, e che è il leader dell'ANP, cioè dell'autorità nazionale palestinese, ha detto così oggi: Hamas è un ostacolo alla pace e deve consegnare assolutamente le armi. Subito l'Italia riconosca la Palestina. E vi ricordate, la scorsa puntata abbiamo intervistato Sharon Nizza. Voglio ripercorrere questo perché Sharon, che è stata una corrispondente storica di Israele e che ha raccontato davvero come stanno le cose, e che ora è una producer e quindi è lì da 20 anni, ci ha detto molto chiaramente: non vi fate illusioni, questo è un accordo di pace. Certo, Trump ha avuto un ruolo dirimente, i suoi detrattori non lo riconosceranno mai, e soltanto per la sua visione anche di girare intorno alle cose, di non andare sempre sul tema Palestina e Israele, che siamo riusciti, girando intorno, cambiando anche così il linguaggio della politica internazionale, e siamo riusciti finalmente ad avere un accordo, perché Trump non ha insistito sul solito tema, ha proprio tolto dal linguaggio politico internazionale le parole di riconoscimento dello Stato di Palestina, e quindi di Palestina e Israele, che ovviamente sono ai ferri corti. Troppo è l'odio per ricostruire questo tessuto che da anni gronda sangue. Ci vorrà davvero tanto tempo, e speriamo che questo tempo ci aspetti, ha detto Sharon in sostanza. E allora il fatto che adesso dice Abu Mazen, Hamas è un ostacolo alla pace, deve consegnare le armi, e il fatto che anche Trump non si fidi del leader dell'ANP, che sarà a Roma il 7 novembre, che dice che Alessandra, insiste, noi siamo... Eccola, scusami dimmi se ti tutto. interrompo. Se sei d'accordo, io farei un inframezzo musicale per cercare di risolvere il problema delle linee telefoniche. E facciamo questo intramezzo musicale. Mettiamo il Respect di Aretha Franklin, va? Che oggi è proprio perfettamente sul tema, se ce l'hai sotto mano. E poi continuiamo. Ce l'abbiamo, arriviamo subito. Grazie. What you need, you know I got it. All I
A te la linea, Alessandra. E abbiamo David Zebuloni da Israele, collega, voce amica di questa trasmissione, giornalista di Maccorry Show. David, ci sei? Ci sono, ben ritrovata, ciao Alessandra carissima. Ben ritrovato Davide, oggi abbiamo avuto una giornata un po' convulsa, un pomeriggio convulso con le linee, però noi ci siamo, non ci spostiamo di un millimetro. Come stai? Beh, il bello della diretta, ma ci sono cose peggiori, c'è la guerra e quindi di fronte a tutto questo noi siamo umilissimi, no? Ci pieghiamo e non sono questi i problemi. Andiamo avanti col calore e l'aiuto degli ascoltatrici e degli ascoltatori. E allora David, come stai innanzitutto? Come vanno le cose lì? Qual è la temperatura? Allora, sì, noi ci siamo sentiti in tempi decisamente più caldi se parliamo di temperature in termini di guerra. Stiamo vivendo un momento di tregua, una tregua fragile, ma che non potrebbe essere altrimenti. Questa terminologia di tregua fragile a me personalmente fa sorridere perché la tregua non è una pace, la tregua è un momento in cui si sospendono i combattimenti in attesa di qualcosa che verrà. Una tregua può durare un giorno, 2 giorni, 10 anni, ma non c'è di fatto un accordo di pace che dia una prospettiva a lungo termine di un rapporto duraturo tra i due popoli. Quindi la buona notizia effettivamente è che sono tornati i giorni migliori in questa regione, in questa fetta di mondo. L'atmosfera è sicuramente più distesa rispetto a quella che conoscevamo, però aleggia una minaccia, che è la minaccia appunto della guerra, che potrebbe tornare di fatto da un momento all'altro. Una minaccia della guerra che potrebbe tornare. Mentre ti aspettavo, per i problemi tecnici che abbiamo avuto, stavo leggendo qualche passo di questo pezzo che oggi è la tregua e la fiducia che manca, che nella prima pagina del Corriere della Sera. E qui si dice, e molti anche New York Times, il Washington Post lo hanno riportato, Trump non si fida di Abu Mazen. Insomma, ci gira intorno. Nei giorni scorsi non ci sarebbe stato nessun contatto tra Washington e Ramallah. Perché te lo dico, Davide? Perché questa è l'ultima notizia, credo che sia una notizia dirimente. Ha parlato Abu Mazen, tu lo sai, ci stiamo preparando e l'ANP al posto di Hamas. Che cosa dice Abu Mazen? È Hamas l'ostacolo alla pace e quindi mette subito un punto, no? E deve consegnare le armi, ma l'Italia riconosca la Palestina. Ora, lo dicevo anche prima, la volta scorsa è stata qui Sharon Nizza, abbiamo parlato, era collegata da Tel Aviv, ci ha spiegato molte cose e ha detto Trump ha cambiato il linguaggio, no? Il linguaggio qual è? Di non più calcare sul riconoscimento, che pure è un tema fondamentale della Palestina, quindi non ha parlato più Israele e Palestina, ma ha girato intorno alla situazione ed è così che ha fatto un pochino dimenticare questo odio che comunque è un odio atavico che c'è e quindi non è che si può fare dall'oggi al domani, per capirci. Ora, politicamente, no? Che cosa si dice lì in Israele? Cioè questo ostacolo che potrebbe essere anche il non fidarsi, no? Il non parlarsi di Trump, che è stato il regista, ovviamente si deve dire per forza perché così è stato, di questo accordo che seppur fragile però si è palesato, c'è stato realmente, e Abu Mazen che a questo punto diventa però un interlocutore. Allora, non so chi abbia scritto l'articolo su Corriere della Sera, ma sono estremamente d'accordo. La pace, o in questo caso la tregua, si fa con la fiducia reciproca, non con le firme, non con le strette di mano, ma con la fiducia in primis dei due popoli e poi delle due leadership. Questa è una cosa che Abu Mazen sa. Abu Mazen è un politico versato ormai in questo mondo, ha un'età importante. Certo. Esatto. E lui sa che ciò che deve conquistare oggi è la fiducia in primis di Trump e poi di tutta quella fetta di Occidente che si sa fa molta pressione su Israele. È un gioco di fiducia, è un gioco importante. Abu Mazen oggi si vede come alternativa a Hamas a Gaza, però dobbiamo porci 2 domande. La prima
è qual è la posizione di Israele al riguardo, e la seconda, che in realtà è ancora più importante della prima, è qual è la posizione di Gaza al riguardo dei Gazawi e di Hamas, in quanto sappiamo che oltre al conflitto con Israele all'interno della striscia vi sono conflitti interni durissimi, importantissimi, proprio a favore di questa corsa alla leadership. A Gaza non vedono in Abu Mazen e nell'OLP un'autorità tale da poter prendere le redini, e questa forse è la grande debolezza, la grande falla di quello che è il piano di Abu Mazen, non tanto i rapporti esterni diplomatici, il riconoscimento di Trump, ma ancora prima il non interesse da parte dei Gazawi e della leadership di Gaza, ricordiamo Hamas, organizzazione terroristica, a riconoscere in lui l'autorità ultimativa dei palestinesi. E quindi anche se Trump dovesse in qualche modo riconoscere Abu Mazen come interlocutore, se Abu Mazen dovesse in qualche modo veramente fare breccia in termini di fiducia nel cuore di Trump o addirittura di Netanyahu, comunque incontrerebbe un muro, che è il muro palestinese. Un muro palestinese, ecco, credo che sia un punto focale, Davide, questo, no? Perché è un po' il punto di punti, altrimenti se non c'è questo dialogo, come si fa ad andare avanti, non trovi? Questo è il fulcro del problema, è il fulcro del conflitto in realtà. Chi è il partner con chi Israele sta dialogando? Israele ha dimostrato nel corso del tempo, nei decenni, di saper fare la pace, di saper stringere la mano, ma dall'altra parte c'è sempre stato un leader coraggioso che ha saputo cambiare la narrazione e lo scorrere del tempo, della storia così come era scandita, e questo in questo momento specifico della storia manca. Abu Mazen non viene riconosciuto come tale né dai palestinesi né da Israele, nemmeno da Trump, e quindi ci si domanda qual è l'alternativa, a chi Israele tende oggi la mano. E fiducia, l'abbiamo detto, ma oltre a fiducia anche appunto un'alternativa concreta a quella che è la realtà attuale. Perfetto, chiarissimo. Allora, in questi minuti sto vedendo qui, battono le agenzie, il vicepresidente USA Vance, come detto il duro Vance, è arrivato in Israele proprio per fare un po' il pompiere, no? Per rilanciare questo cessate il fuoco a Gaza. E Trump era stato durissimo ieri con Hamas. Hai visto le dichiarazioni del presidente? Se Hamas romperà la tregua sarà annientato. Ecco, Vance va a spegnere questo incendio, che cosa ci si aspetta da Vance? E poi in ultimo, perché siamo anche abbastanza oltre visti i ritardi tecnici, qual è soprattutto ciò che mi interessa, l'aspettativa degli israeliani a questo punto? Allora, sintetizzo, per quanto riguarda appunto la prospettiva americana e questo arrivo da parte di J.D. Vance è dovuto dal mantenere un momentum favorevole che si era creato con l'arrivo di Trump, un'euforia in tutto il Medio Oriente, che è andato scemando un attimo dopo, in quanto Hamas per l'appunto non ha restituito tutti gli ostaggi vivi sono stati restituiti e rilasciati, ma gli ostaggi invece sono morti in cattività ancora non sono stati rilasciati. Questo in qualche modo ha smorzato un po' l'entusiasmo in Medio Oriente, in Israele nello specifico, e quindi si torna a parlare di eventuali scontri. Ecco che l'America di nuovo torna in scena, scende in campo per dire ok, ci siamo noi, proviamo un attimino a sistemare tutto prima che di nuovo e la prospettiva israeliana di cui appunto mi chiedevi è importante, perché capire la società israeliana significa capire Israele. In questo momento stai avendo un momento di euforia. Una vera euforia, è una gioia che si percepisce nelle strade. Il ritorno degli ostaggi ha permesso agli israeliani di tornare a respirare, è un po' come se la società israeliana fosse in apnea e adesso torna a respirare. Questa è un po' di ossigeno, insomma, si è arrivato l'ossigeno, giusto? Però, esatto, è così. Però, come dicevo prima, c'è sempre un'ombra. Quest'ombra, soprattutto dopo il 7 ottobre, il 7 ottobre è stato gravissimo, terribile, drammatico, perché ancora prima di aver scatenato una guerra ha tolto la fiducia agli israeliani di chi abita al di là del confine. Quindi ancora post-traumatici da quella strage, quest'ombra è importante, spaventa e fa riflettere, però sono giorni felici in Israele. Ecco, c'è l'altra notizia, stasera saranno riconsegnati altri 2 corpi
Ti torna questa Sì. notizia, entrati 986 dei 6.600 camion di aiuti previsti, anche questo è un tema importantissimo. Che dici su questo? Che notizie abbiamo fresche da lì? Sì, questi sono gli Sugli ultimi ostaggi, la aggiornamenti, di ricorsione dei fatto con corpi, una, dico. sì, con una frequenza non quotidiana, ma con una scadenza di 8 giorni. Hamas sta rilasciando i corpi inermi degli ostaggi israeliani, non secondo le tempistiche che erano state definite e non appunto nelle modalità previste, ma di fatto è una cosa che sta accadendo lentamente. Sembrerebbe quasi che Hamas si stia in qualche modo salvaguardando, perché sa che la fase successiva del piano di pace o di tregua è la fase del disarmo, e quindi Hamas cessa di essere, secondo il piano perlomeno, un'organizzazione capace di combattere e di compiere atti di terrorismo per mano armata, e quindi sembra che stia in qualche modo temporeggiando, sì, ma non solo, che si stia anche salvaguardando in termini di terrorismo, perché il passo successivo è quello davvero drammatico della prospettiva di Hamas, vuol dire una vera sconfitta, ancora più che, secondo la loro prospettiva, rilasciare gli ostaggi. Ecco, un'ultima nota, ci sono i dubbi dei paesi del Golfo, cioè il ruolo di Bin Salman che sta cercando a tutti i costi il patto con gli USA, no? Cioè il principe saudita, sappiamo, sarà a Washington tra un mese, il mese prossimo, e c'è anche in discussione un accordo di mutua difesa. Ecco, che gioco sta giocando appunto Bin Salman in tutto questo? Ma sai Alessandra, io credo che la vera svolta, di cui si parla pochissimo e non capisco per quale motivo, la vera svolta del Medio Oriente, in parallelo a ciò che avviene invece in Occidente, in Europa, in cui Israele è condannata, la vera svolta appunto è un riconoscimento da parte di tutte quelle superpotenze arabe locali, parliamo degli Emirati, parliamo dell'Arabia Saudita, parliamo del Qatar, parliamo appunto di superpotenze in termini mediorientali, che oggi vedono in Israele un partner, che cercano Israele come partner, che ritengono che Israele sia la chiave per rendere il Medio Oriente un posto migliore in termini economici, in termini diplomatici, riconoscono la vicinanza tra Trump e Netanyahu, e questa vicinanza fa gola alle autorità saudite, e quindi per quanto in Europa Israele sia diventato assolutamente un tabù, ecco che invece in Medio Oriente paradossalmente Israele è più vicina che mai ai suoi vicini di casa. Ecco, in Europa è diventato un tabù. Perché questa frase, Davide? Noi abbiamo parlato sempre molte volte con te, la volta scorsa anche con Sharon Nizza, del tema della contestazione che viene fatta di Israele, no? Lo Stato di Israele per come, diciamo, si dice si è comportata, no? Che poi la politica è quella di Netanyahu è stata. Perché hai detto questa frase prima? È diventata un tabù. Spiegati meglio. Perché la retorica in Europa è una retorica che dicevi giustamente, molto giustamente tu, si parla di Israele, non si parla di Netanyahu. Cioè se il governo Meloni dovesse sbagliare, allora si dice Giorgia Meloni ha sbagliato, non si dice l'Italia ha sbagliato. Se il presidente americano dovesse sbagliare, si dice Donald Trump ha sbagliato, non si dice l'America. Israele invece è Israele, non è Netanyahu, non è la sua leadership, non è il suo esercito, ma è Israele, e la condanna oggi è una condanna, perlomeno in Europa, a Israele in quanto Stato, in quanto società, in quanto governo, in quanto tutto, è una condanna a 360 gradi, che è una condanna che non esiste in nessun altro conflitto. Si sa sempre scindere la leadership dalla popolazione, si sa sempre scindere le cause di una guerra da quello che effettivamente poi succede in campo di battaglia. Invece quando si tratta del conflitto israelo-palestinese non si scinde, si condanna Israele come entità. A tutto tondo, come entità. E quindi esiste l'antisemitismo o antisionismo, secondo delle varie definizioni. Non esiste l'anti-italianismo, esiste appunto un essere anti, un essere contro, in questo caso Israele, ed è un tipo di retorica che si sente oggi soprattutto in Europa e non in Medio Oriente. È un dato di profonda riflessione che dobbiamo approfondire, questo, Davide. Un'ultimissima notizia, un ultimissimo dato. I giovani cosa si aspettano? Abbiamo parlato delle aspettative del popolo israeliano, ma i più giovani, quello ci interessa sapere come stanno vivendo questo momento così drammatico e quali veramente aspettative hanno.
I giovani sono molto consapevoli di non essere giovani. Voglio dire, la popolazione israeliana è una popolazione abituata al conflitto, abituata alle stragi, abituata alle guerre, purtroppo. E i giovani in Israele sanno che a 18 anni per legge devono arruolarsi, sanno che devono andare incontro a una realtà che non è una realtà spensierata, è una realtà così come la immaginiamo in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, è una realtà complicata, è una realtà medio orientale. Quindi i giovani israeliani sono giovani molto consapevoli, molto maturi da questo punto di vista, molto disillusi, ma anche molto speranzosi. Di nuovo, torno al rilascio degli ostaggi. Il rilascio degli ostaggi è stato sentito in tutto il paese, è una cosa che ha unito tutta la popolazione israeliana, che è una popolazione israeliana molto eterogenea, ma abbiamo visto i laici, gli ortodossi, arabi, cristiani, musulmani, ebrei, di destra e di sinistra scendere in piazza e festeggiare. Ma soprattutto abbiamo visto i giovani che hanno portato avanti questa causa, che è la causa degli ostaggi, facendo sentire la loro voce ovunque, nelle piazze, non solo quelle di Israele. Sono dei giovani consapevoli, sono giovani consci di essere il futuro del paese, che il futuro avrà il volto che loro decideranno di dargli. E quindi c'è molta, come dicevo prima, euforia per il momento storico che stiamo vivendo, ma anche molta consapevolezza. Sempre prezioso, sempre bello parlare con te, Davide, ci dai degli spunti importanti e approfondiamo così insieme per capire ancora meglio e di più. Ti ringrazio, mi scuso per i problemi tecnici, ci risentiremo senz'altro se vorrai, noi siamo qui e grazie David. Grazie a voi, grazie a te Alessandra, un abbraccio. Un abbraccio a te e a tutti i giovani lì in Israele, a tutto il popolo israeliano. E noi ci lasciamo, mi scuso per i problemi tecnici, grazie Natalia, ma cose che possono accadere, non ci spostiamo più di tanto per queste cose, andiamo avanti e ci vediamo, ci sentiamo se volete martedì prossimo, stessa radio, stessa trasmissione, stessa conduttrice. Ciao e a martedì! To me,